Di fronte alla tela bianca, il pittore è un elefante che fiuta del fuoco e comincia a pensare di correre. Poi si accorge che la fiamma è dentro, che è egli stesso fiamma incandescente, e allora affronta lo spazio, lo suddivide, cerca gli angoli, le linee e vi s'annida. Sono parole del poeta e critico d'arte Dante Maffia, che ha detto riguardo a suo padre. Sono con Francesca Messina, che è una musicista, però in realtà diciamo questo fil rouge artistico con papà è assolutamente fortissimo. Quindi ecco, suo padre ha proprio con queste opere la capacità, come appunto ha detto Dante Maffia, di far scaturire la poesia che è in ognuno di noi. Sì, sì, in effetti la poesia, guardando i quadri di mio padre, mi viene in mente appunto la famosa poesia di Mariangela Gualtieri, no? Sui fiori. Se voi guardate le nature morte, in realtà non sono morte, sono vive, questi fiori si muovono, sono dinamici, sono colori ridenti, pompano colore in tutta la stanza, ecco. Sono con Sara Messina, che è la figlia dell'artista, una delle due figlie dell'artista, ma è anche la curatrice di questa mostra, insieme al suo compagno. Esatto, insieme a Davide Nugara abbiamo deciso finalmente, dopo un bel po' che non veniva fatta una mostra, di riassemblare un po' questi quadri che sono stati fermi nelle nostre pareti di casa per un bel po', e abbiamo deciso di creare questa mostra insieme appunto alla soffitta, e io e Davide Nugara insieme appunto a Gonzo Multimedia abbiamo curato tutto quello che era la parte grafica e la parte multimediale di questa situazione. Con mio padre finalmente abbiamo avuto la possibilità di riorganizzare tutte le opere le opere importanti che lui ha creato in questi anni, e sono tanti, perché mio padre Franco ha cominciato a dipingere già alla metà degli anni 60, e in fondo agli anni 60 ha cominciato a fare mostre che superano forse le centinaia, perché tra le piccole e le grandi lui ha esposto un po' in tutto il mondo, ha esposto da Osaka appunto a Boston, ha esposto in Sicilia, a Venezia, ha esposto un po' ovunque effettivamente in Italia. Cosa dire di questa mostra? Racconta un po' la storia di mio padre, la sua meravigliosa voglia di fare arte e di far vedere l'arte. Come ha detto tante volte lui, dipinsero perché vedessimo, perché alla fine il quadro è qualcosa che ti appartiene anche se non ti appartiene, perché tu lo guardi e ti dà qualcosa. Quindi questo era necessario per lui, il fatto di propagare questo amore e questo colore verso il mondo. Ed eccoci qua di nuovo alla Soffitta, Spazio delle Arti, all'interno del Circolo Arci, Unione Operaia di Sesto Fiorentino, e da assessore alla cultura mi fa piacere sottolineare un aspetto principalmente: quanto sia importante il gruppo della Soffitta per la nostra città. Tutto volontariato, tutto nel tempo libero, ma questo gruppo riesce ad organizzare una quantità di mostre importanti e soprattutto con una qualità estremamente importante. Questo presidio culturale sta diventando sempre più un punto di riferimento non solo per la città di Sesto Fiorentino, ma per la città metropolitana di Firenze, perché per le sue mostre e per l'afflusso di persone che arrivano da più comuni è davvero diventato un polo culturale importante. Sono con il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini. Quindi lei qui è in veste non solo come uomo di una cultura a 360 gradi e amatore dell'arte, ma anche come amico fraterno dell'artista Messina. Quindi un particolare coinvolgimento.
Sì, un particolare coinvolgimento per la mia amicizia, però devo dire che al di là di questo è proprio Messina è un artista, diciamo, modernissimo ma vecchia maniera, cioè come la vecchia bottega fiorentina. Basta guardare i suoi allievi, quanti ne ha, come li tira su. Questa passione di trasmettere attraverso l'insegnamento quello che è il suo grande patrimonio culturale. È un patrimonio che si basa su tante capacità. Una è quella dell'accostamento dei colori, che ce l'abbiamo sotto gli occhi. Un altro, secondo me, è anche quello del saper avere una grande preparazione culturale del passato che gli consente di filtrare l'insegnamento di grandi maestri, di grandi stagioni della pittura italiana con quello che è la modernità, ecco, l'attualità. Ed infine anche quel sentimento per le cose semplici, per le cose reali. Non cerca nulla di arabesco, può trovare un cardo per la strada e accostarlo alla visione di una chiesa. Sono tutti quadri che ognuno risponde a uno stato d'animo esattamente di un motivo. È preso dalle cose di tutti i giorni nelle quali ci ritroviamo. Come lei ha detto nell'inaugurazione, quindi quadri semplici ma mai banali. No, semplici, mai banali. La semplicità è una grande ricchezza, non solo nella pittura, in tutto, e purtroppo un po' la stiamo perdendo. Sono con Franco Messina, l'artista che ha creato queste opere, una carriera di quasi 60 anni, pitture su tela, su legno, su carta, su faesite, insomma veramente si è espresso in maniera poliedrica e le sue opere sono presso collezioni private e gallerie fra le più importanti del mondo. Il suo cognome svela, diciamo, un'origine siciliana e nei suoi quadri il colore, la luce della Sicilia, il sole della Sicilia veramente emerge in maniera potentissima, quindi questo suo legame con la sua terra, con la terra di origine della sua famiglia, emerge fortissimo e devo dire che personalmente la ringrazio perché già nel titolo si parla di luce e tutti sappiamo di quanta luce abbiamo bisogno in certi scenari culturali che veramente ci vorrebbero far andare un po' in un tunnel buio. Quindi ecco, bellissimo intanto questo titolo, La luce nel segno, che lei ha voluto manifestare con le sue pitture che, come ci mostra la regia di Marco Frosini, veramente emerge in un bellissimo contrasto. Si parte dalla scuola di Kokoschka, un artista ritrattista, espressionista austriaco della scuola di Salisburgo presso la quale lei ha studiato, e si arriva veramente alle ultime opere che vediamo in questa galleria esposte. Sì, diciamo che la cultura mitteleuropea è servita a mediare l'aspetto sicano, diciamo. D'altra parte le proprie stimme non si rinnegano, anzi stigmatizzano sempre di più, solo vanno in qualche modo sprovincializzate e quindi il senso del colore, la densità della luce che mi porto dentro si è stemperato nella cultura espressionista a Salisburgo con Kokoschka e poi di lì il centro dell'umanesimo latino a Firenze. Il tutto si è permeato in una sorta di raziocinio, di griglia illuministica dove appunto questo forte sentire viene imbrigliato e tenta di comunicare le proprie emozioni, i propri messaggi con il pubblico. La mia pittura si fa tale per una ragione specifica. In primis l'atteggiamento culturale e ideologico che è quella di comunicare. In un mondo appunto dove tutto si sta screditando, dove la parola, il pensiero e l'ordine della ragione si sta compromettendo fortemente, il bisogno di chiarezza, di pulizia, secondo me è fondamentale. Quindi la mia pittura si imposta sul bisogno della comunicazione e di ritrovare la funzione sociale che l'arte ha sempre avuto, quella del comunicare. Tutto qui, ecco, la semplicità delle cose apparenti, che semplicità non è sintesi e viceversa.
e quindi trovare la sintesi nelle cose semplici è ancora più difficile. E poi le cose umili e semplici di tutti i giorni, di una quotidianità che diventa circolare, memoria collettiva, e quindi riscoprire, ricontinuare a dire le cose che noi pensiamo di conoscere, ma che in realtà ricominciamo a dire. E come disse il poeta, essi dipinsero perché noi vedessimo. E questa è la mostra. Alessandro Perrella è un regista arrivato appositamente da Roma questa mattina per vedere la mostra insieme al numeroso pubblico che è intervenuto, perché all'artista che espone oggi è legato da un'amicizia di oltre 50 anni. Una sua impressione anche, diciamo, appunto da esperto anche di immagine. La cosa più importante che posso dire è che io sono un collezionista del pittore Messina, quindi anzi probabilmente mi è mancato la possibilità, l'organizzazione, tante cose affinché io potessi portare dei quadri miei che lui avrebbe voluto esporre, quindi quale grande immenso fratellanza, fraternità, amicizia e amore, perché l'amicizia è amore. Allora, per dirla con Massimo Troisi, ricomincio da 3, perché questa è la terza mostra in programma fino al prossimo ottobre 2025 qui alla Soffitta, Spazio delle Arti. Allora, rubo una frase a Picasso che diceva: l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. Qui devo dire che di polvere non ce n'è, perché la luce nel segno, il titolo di questa mostra di Franco Messina veramente ci fa scaturire una luminosità incredibile in tutti noi. Sì, è vero, l'ha scaturita anche dentro di me, quindi credo che Franco Messina innanzitutto è un artista che io non conoscevo personalmente e l'ho conosciuto e l'ho voluto a Sesto Fiorentino sul territorio, insieme al comune, insieme alla Proloco e insieme a tutto il gruppo della Soffitta Spazio delle Arti che rappresento, ma è soprattutto un artista poliedrico, nel senso attinge tanti artisti, ha vissuto un XX secolo incredibile conoscendo Kokoschka, conoscendo riferimenti come Attardi, che è stato un altro grandissimo artista di scultura. Franco per me mi ha aperto un altro mondo, ha aperto tutta un'altra finestra sul mondo, ed è venuto qui alla Soffitta Spazio delle Arti come se fosse a casa sua. Quindi questa mostra gliela vogliamo dedicare proprio perché per raccogliere un'antologica incredibile con ben 80 pezzi. Ricordiamo a chi sta vedendo questo servizio anche gli orari per visitare la mostra, non solo questa di Franco Messina ma anche tutte le altre che poi voi organizzerete. Sì, dunque la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19, escluso il lunedì.